ai danni di un autista del bus, è accaduto a Vazzola, prima il pugno, poi la rapina e la fuga, l'aggressore, un 24enne, è stato fermato dai carabinieri. Duplice omicidio di paese, il pubblico ministero ha chiesto 20 anni per Massimo Pestrini, il 51enne ex guardia giurata che nel maggio 2023 freddò il fratello e la cognata, l'imputato era presente in aula. L'ennesima giovane vittima spezzata sulle strade, 25enne di Caerano, morto a Covolo di Pederoba nell'auto ribaltata, ferito un 57enne di Montebelluna, sotto accusa l'alta velocità. Calo di tensione in mattinata in Veneto, in 4 province, tra cui la Marca, interventi dei vigili del fuoco per ascensori fermi, disagi anche nelle strutture dell'ULS 2. Da via Pisa a piedi fino a Casugana, insieme agli attivisti del Django, gli sfrattati di via Pisa chiedono aiuto al sindaco Conte che si impegna a incontrare la proprietà dell'immobile in vendita. Terzo mandato, il da re che non ti aspetti, al ring, no alla ricandidatura di Luca Zaia alla guida della regione, ha detto in diretta l'ex europarlamentare, serve un ricambio. 5 anni fa l'incubo dell'acqua granda a Venezia con le drammatiche immagini della città inondata. Questa sera dalle 21 su Antenna 3 vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est, l'Apocalisse di Venezia. Bentrovati, buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. E allora partiamo dall'ennesima aggressione ai danni di un autista della MOM, questa volta a Vazzola. Ieri immediato l'intervento dei carabinieri che sono riusciti ad arrestare l'aggressore che magari non sarebbe stato in grado di agire se a bordo ci fossero stati i vigilantes presentati alla stampa oltre un anno fa. È successo a Vazzola, nella linea 141, il nostro autista è stato preso a pugni da un personaggio che pensava di montare un autobus in modo gratuito. Chiede il biglietto e riceve prima un pugno e poi viene derubato degli occhiali. Questa è l'ennesima aggressione sulle Corriere della Marca, finita con l'arresto pressoché immediato per rapina da parte dei carabinieri di un senegalese di 24 anni, peraltro già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Ricovero invece al pronto soccorso per l'autista che ora è a casa con diversi lividi e 3 giorni di prognosi. E un grazie alle forze dell'ordine, alla compagnia di carabinieri, compagnia di Conegliano, che sono intervenuti in maniera repentina, hanno beccato questo personaggio, l'hanno portato dentro e hanno assistito il nostro autista. Quindi questo è un fatto importantissimo perché i carabinieri ci stanno dando un supporto importantissimo. Presidente Coladon che sottolinea come MOM stia investendo in tecnologia a difesa degli autisti con videosorveglianza di ultima generazione in un solo tasto. È un pulsante dove l'autista può attivarlo quando c'è situazioni di pericolo, questo attiva tutte le telecamere e sono in contatto con le forze dell'ordine. Certo, l'aggressione probabilmente non sarebbe avvenuta se ci fosse stata la vigilanza privata resa operativa dalla MOM già nell'ottobre dello scorso anno, ma a domanda precisa il Presidente risponde. Ma voi avete la security a bordo? In questo momento no. Una risposta a denti stretti, perché pare che il servizio di sicurezza privata sia andato in contrasto con quella pubblica, col risultato che non solo sarebbero stati ritirati i vigilanti, ma anche i semplici steward che gestivano le salite su bus e corrieri dedicati alle scuole. Facile pensare che senza questo supporto agli autisti, gli episodi di violenza sui mezzi pubblici saranno inevitabilmente destinati ad aumentare, con il presidente MOM a cui non resta che puntare sull'autodifesa. Ma stiamo facendo anche dei incontri con i nostri autisti, con il personale delle forze dell'ordine per aiutarli in caso di aggressioni. La cronaca giudiziaria con l'omicidio di paese, la procura ha chiesto 20 anni per Massimo Pestrini, il 51enne che nel maggio del 2023 aveva freddato il fratello e la cognata, l'imputato era presente in aula. Massimo Pestrini ha ascoltato le parole del pubblico ministero Michele Permunian quando in aula ha ricostruito quel tragico 3 maggio 2023. Il 51enne armato di pistola ha freddato il fratello e la cognata, le vittime crivellate di colpi, 7 contro Lino, 5 contro Rosanna, quest'ultima giustiziata quando era già a terra. Ma l'ex vigilante ha abbassato lo sguardo nel momento in cui sono state fatte vedere le foto del fratello e della cognata a terra in un lago di sangue. 20 anni è la richiesta del pubblico ministero, pena già scontata
tratta di un terzo per effetto del rito abbreviato, essendo venuta meno l'aggravante relativa alla relazione affettiva ed essendo state invece recepite le attenuanti generiche. La pubblica accusa ha fatto sentire la telefonata di Pestrin quando, subito dopo aver sparato ai congiunti, ha chiamato il 113. Ho ucciso mio fratello e mia cognata, mandate una volante, vi aspetto qui. Una voce calma, poi è uscito, si è acceso una sigaretta, pistola semiautomatica ancora in mano ed atteso l'arrivo dei carabinieri. Fabio Crea, difensore di Pestrin, ha parlato per oltre 2 ore spiegando il perché la pena dovrebbe essere minore dei 20 anni. Io invece ritengo che ci siano degli aspetti di vita del signor Pestrin anche riferiti alla sua personalità, oltre che il suo comportamento processuale, come per esempio quello relativo alla immediata confessione davanti ai carabinieri, anzi è stato lui stesso a chiamare i carabinieri al momento, subito dopo il duplice omicidio, che giustificano la concessione delle generiche in via di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate per l'uccisione del fratello e della cognata, il che porterebbe a ridurre in maniera significativa la pena. L'11 dicembre ci sarà in corte d'assise la sentenza. Rimane un mistero il motivo vero che ha portato Pestrin ad uccidere il fratello e la cognata. Subito dopo il delitto aveva parlato di un complotto della famiglia per nascondergli la relazione che la moglie avrebbe avuto con l'ex datore di lavoro, relazione mai provata. Questo rimane uno dei punti oscuri di questo fatto, perché anche quello che lui aveva inizialmente detto, e cioè il suo convincimento di una relazione extraconiugale della moglie, è poco coerente con poi quelli che sono stati gli obiettivi dell'omicidio. Massimo Pestrin è stato ritenuto capace di intendere e volere. È stato rilevato nella valutazione sia psicodiagnostica che neuropsichiatrica del signor Pestrin degli aspetti riguardanti la sua personalità che, anche non incidendo sulla capacità di intendere e di volere, sicuramente hanno inciso, così ha detto il perito su una mia esplicita domanda, hanno sicuramente inciso nella capacità valutativa che ha preceduto l'azione omicidiaria. Ora a Pederobba sarebbe stata l'alta velocità la causa principale della tragedia stradale costata la vita ieri sera a un 25enne di Cairano San Marco, gravissimo l'amico che era con lui, entrambi con ogni probabilità non avevano allacciato la cintura di sicurezza. L'auto su cui viaggiavano ha rischiato di finire nel cortile di un'abitazione privata, indagano i carabinieri. Abbiamo sentito quel rumore fortissimo, la mia bambina è stata spaventata che piangeva e siamo venuti fuori. Tanta paura perché se non c'era questo, come si chiama, questo albero, questo contenitore qua, veniva qua il muro nostro. Io pensavo che la macchina era entrato nella mia casa. All'indomani della tragedia, in via Guizza, Covolo di Pederobba, restano la paura e i segni di una traiettoria micidiale, quella costata la vita a un giovane di 25 anni, Taki Nabil, residente a Cairano di San Marco, gravissimo in ospedale il 57enne che si trovava con lui, un italiano di Montebelluna. Sono da poco passate le 21, i 2 uomini sono a bordo di una Volkswagen Polo intestata al padre del più giovane, direzione Crocetta del Montello. Prima l'auto sbanda e per poco non finisce nel cortile dell'abitazione di Felipe e Regina, poi carambola in centro alla carreggiata. Accorrono i residenti, si fermano altri automobilisti. La scena è surreale, entrambi gli uomini sono a terra, tutti e 2 sbalzati dall'abitacolo. Il 25enne è esanime. Erano tutti e 2 fuori dalla macchina, non sapevamo quale guidava. Non c'è un modo da capire. Non c'è conferma quindi su chi fosse alla guida. I carabinieri attendono e sperano che il 57enne, una volta risvegliato dal coma farmacologico, possa dare indicazioni. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo e si procede come da prassi con i test per verificare l'assunzione di alcol o droghe. Vista la dinamica, sospettata principale è l'alta velocità, quasi certo il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Di origine nordafricana, cresciuto a Caserta, Taki era nella Marca dal 2020, operaio e creator digitale. Il 25enne viveva a Cairano in una palazzina di via Montegrappa. Shock al bar Kennedy, nel centro del paese, dove il ragazzo aveva diversi amici, mentre il vicino Andrea lo ricorda così. Bravissimo, gentilissimo, rispettoso, mai avuto problemi, mai avuto assolutamente niente.
Un incidente, quello di Covolo, che ha sconvolto i residenti che chiedono più sicurezza e l'autovelox. Su questi tratti noi sindaci abbiamo le mani legate, ha ammesso il primo cittadino Marco Turato. E ho sempre la paura quando mi esce il cliente con le macchine o anche a piedi sulle strisce pedonali, non si fermano nessuno. Bisognerebbe fare qualcosa. Sì. Assolutamente sì, un autovelox o un DOS o qualcosa, perché sembra una strada dritta ma c'è una semicurva che alla fine ti porta fuori e abbiamo visto. Il negozio di Nadia Covolan si trova a pochi passi dal punto esatto dello schianto, costato la vita al 25enne Naki Nabil. Schegge e olio hanno raggiunto anche la porta d'ingresso del locale. Qui in via Guizza si corre troppo, sempre. Chiediamo sicurezza, sì, perché è una strada molto pericolosa questa. Marco Turato, sindaco di Pederobba, ben conosce il problema e lo ha segnalato più volte. Certo è che qui si tratta di strada provinciale su centro abitato e strade provinciali su centro abitato non si possono né mettere degli autovelox e tantomeno dei dissuasori di velocità, e con questo dimostra il fatto che abbiamo le mani legate. Ecco, quindi da questo punto di vista lei dice noi non possiamo fare nulla come sindaci purtroppo. Assolutamente no, non possiamo fare nulla tanto qui come in altre strade appunto provinciali o regionali. Insomma, burocrazia da un lato, comportamenti individuali dall'altro, con la Marca che piange l'ennesima vittima. L'ennesima riprova che purtroppo, vuoi che sia la velocità, vuoi siano altre cause, purtroppo un'altra giovane vittima è rimasta in mezzo all'asfalto e non è certamente quello che dovrebbe succedere nei nostri giorni. E quello di oggi è stato peraltro un pomeriggio difficile sulla Feltrina, in particolare per la fuoriuscita di un trattore finito nel fosso a bordo strada. Per rimuoverlo ci sono volute diverse ore con pesanti rallentamenti al traffico e conseguenti disagi. L'incidente dopo le 13, quando il mezzo agricolo è uscito di strada, appare non in maniera autonoma. Il conducente del trattore avrebbe infatti segnalato la guida spericolata di un corriere. Nessuno fortunatamente si è fatto male, e questo in un tratto molto frequentato a ridosso del centro abitato di Postioma e in prossimità dei semafori, che non hanno aiutato la fluidità del traffico. A regolare la circolazione sono stati, li avete visti nelle immagini, anche gli agenti della polizia locale. Trevigiano di Vazzola era l'autista del bus di Mestre della tragedia, della strage dello scorso anno. Il giudice ha accolto la richiesta della procura di prorogare la chiusura delle indagini perché la complessità della vicenda necessita di maggiori approfondimenti. Concessa una proroga di 6 mesi alle indagini per la strage del bus precipitato il 3 ottobre 2023 dal cavalcavia superiore di Mestre, provocando 22 vittime. Finora le indagini commissionate dalla Procura di Venezia hanno permesso di individuare nella rottura di un perno dello sterzo la causa dello sbandamento del mezzo, un pezzo costruito in Germania ma assemblato dalla Yutong, l'azienda costruttrice dei bus. E non sarebbe l'unico, come aveva dichiarato ai nostri microfoni un ex dipendente della linea. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, cioè, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. Ci sono poi altri aspetti da chiarire in merito alla vicenda, come eventuali responsabilità del comune per il varco nel guardrail da cui ha precipitato il mezzo dopo aver strisciato per vari metri perdendo sempre più velocità. Già accertato invece che l'autista Alberto Rizzotto non ebbe alcun malore, ma per chiarire gli altri aspetti si è ritenuto di prorogare la chiusura delle indagini. Ancora cronaca, sono stati condannati per reati che creano allarme sociale. Ora per 4 trevigiani è arrivato anche il DASPO cosiddetto fuori contesto. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso 4 DASPO cosiddetti fuori contesto nei confronti di 3 italiani e un indiano residenti nella Marca, tutti condannati negli ultimi 5 anni per reati che servono da presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione. Si tratta nello specifico di 2 italiani di 39 e 44 anni e di un 34enne di origini indiane, tutti e 3 già condannati per porto abusivo di armi da taglio. Il quarto è un 44enne italiano condannato per molteplici furti e danneggiamenti, che non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 3 anni, mentre per gli altri la durata del DASPO è stata fissata in 1 o 2 anni. Tutto è nato dalle indagini della polizia, che hanno accertato che tutti e 4 erano frequentatori abituali delle tifoserie trevigiane di calcio o basket.
Le 4 misure di prevenzione hanno l'obiettivo di evitare che soggetti condannati per reati particolarmente allarmanti possano compiere condotte simili nel delicato contesto delle manifestazioni sportive. Ai 4, con l'applicazione del DASPO fuori contesto, sarà proibito l'accesso a tutti gli impianti sportivi italiani ed esteri. Ancora raffica di furti riusciti o tentati in alcuni comuni della sinistra Piave. A Ponte della Priula, siamo a Susegana, il titolare di un laboratorio di panetteria ha sorpreso i ladri che fuggivano dopo il furto di alcuni macchinari, ha inseguito la loro auto lungo il ponte sul Piave, costringendoli ad abbandonare il mezzo e a fuggire. I carabinieri hanno poi fermato uno dei 2 uomini, un marocchino di 68 anni, mentre il complice è ricercato. La refurtiva è stata recuperata. A San Fiori, invece, in via Pagotto, un residente ha sorpreso 3 uomini che indossavano il passamontagna nascosti tra le case, probabilmente in attesa del momento propizio per entrare nelle abitazioni. Sono stati invece costretti a fuggire attraverso i campi, mentre sul posto intervenivano polizia e carabinieri. Il sindaco Gastone Martorella ha intenzione di potenziare il controllo di vicinato e invita i residenti a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine ogni movimento sospetto, anche dettagli in apparenza poco importanti. San Fior, che lo sappiamo, ve ne abbiamo già dato conto, è stata davvero bersagliato come territorio dai ladri in quest'ultimo periodo. Fermato e denunciato un uomo, i carabinieri sono convinti che si tratti di un ladro seriale di biciclette. I carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato un uomo di 36 anni, originario di Conegliano ma senza fissa dimora, per una serie di furti di biciclette avvenuti a Castelfranco tra aprile e ottobre di quest'anno. Il 36enne è stato fermato in piazza Giorgione e al momento del controllo era in possesso di una bicicletta risultata rubata il 27 ottobre, sempre a Castelfranco Veneto, e di una tenaglia di grosse dimensioni, utilizzata presumibilmente per compiere i furti e tagliare i lucchetti. La bici è stata restituita al legittimo proprietario, mentre le indagini gli hanno attribuito altri 8 furti di biciclette. L'uomo quindi è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato. 2 cani, uno dei quali di proprietà di un imprenditore di Conegliano, hanno rischiato di morire dopo aver ingerito droga per strada a Mestre. L'appello dei proprietari: non siamo al sicuro, fate attenzione. Anche i cani a Mestre sono ostaggi della droga. Lo sanno bene i proprietari di Tiago e Scott, che per poco non hanno perso i loro amici a 4 zampe per aver ingerito della droga trovata per strada, come racconta Elisa, residente in via Piave. Il suo Amstaff Pitbull di 2 anni, Tiago, ha ingerito un pezzo di hashish mentre passeggiavano. Lei non se n'è accorta ed, essendo estate, inizialmente ha pensato a un colpo di calore. E quindi ho provato, insomma, con una bottiglia d'acqua fredda a vedere se il cane reagiva. Purtroppo il cane non ha reagito. Il cane, ho visto che non gli reggevano le zampe, stava male, aveva l'occhio fisso. Vedendo e documentando anche con un video lo stato dell'animale, Elisa è corsa dal suo veterinario, che, ignaro di ciò che fosse realmente accaduto, ha pensato a un problema neurologico. E che quindi fosse il caso di portarlo in una clinica ancora più attrezzata e ancora più preparata. Quindi Elisa si è recata in una clinica specializzata del Padovano, dove un dettaglio ha fatto capire al medico che non si trattava di un problema neurologico. Quando mi hai detto, questo parole della dottoressa, quando mi hai detto che abiti in via Piave, a me è venuto subito da provare, prima di entrare in percorsi più invasivi, di fare così di default un esame tossicologico. Quindi a lei è venuto, ha fatto questa associazione via Piave, la droga che c'è in via Piave e il cane che sta così poi si riprende eccetera, e subito gli hanno fatto un esame tossicologico, gli hanno trovato un tasso molto alto di THC. Da quel momento Tiago, che in realtà poi si è scoperto aver ingerito la droga a Venezia, è stato curato ed è guarito. Stessa sorte, con gli stessi sintomi, è capitata anche a Scott mentre passeggiava in un parco di Marghera col suo proprietario residente nel Trevigiano. Noi siamo circondati dalla droga in tutti i sensi, da chi la vende a chi ne fa uso, che poi appunto si butta per terra e quindi lascia tracce, siringhe. Io faccio appello a chiunque abbia bambini, cani, di stare veramente attenti anche qui, soprattutto qui, alle forze dell'ordine. Che ci sia più controllo, che intervengano di più
perché qui noi non siamo sicuri, non ci sentiamo sicuri. Un calo di elettricità ha bloccato gli ascensori in 4 province del Veneto questa mattina. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire in simultanea in provincia di Treviso, Venezia, Padova e Vicenza. I pompieri sono riusciti a estrarre dagli elevatori le persone che erano rimaste chiuse all'interno. In una nota diffusa oggi, Terna ha fatto sapere che alle 10:25 di stamattina si è effettivamente registrato un breve evento transitorio sulla rete di trasmissione nazionale che ha provocato un abbassamento di tensione prontamente risolto in alcune aree del Veneto. Per quanto riguarda la provincia di Treviso ci sono stati dei disagi anche nelle strutture sanitarie dell'ULSS 2 con alcuni macchinari, non naturalmente quelli relativi all'emergenza che vengono alimentati diversamente, ma con alcuni macchinari per la TAC e così via che si sono fermati. Disagi che sono stati risolti poi nel primo pomeriggio. Secondo passaggio questa mattina dell'ufficiale giudiziario per gli sfratti nei condomini di Via Pisa a Treviso, inquilini che dopo aver respinto le notifiche si sono recati in corteo davanti a Cassugana dove sono stati ricevuti dal sindaco Mario Conte. Una soluzione non c'è stata. Stamattina c'è stata la seconda uscita dell'ufficiale giudiziario per il civico 18 dei condomini di Via Pisa. Gli inquilini hanno deciso di non far entrare l'ufficiale giudiziario visto che al momento non c'è stata alcuna risposta e quindi giustamente sono arrabbiati, hanno sempre pagato l'affitto, non hanno commesso alcun tipo di sbaglio o reato, invece stanno venendo trattati come animali, come dicono loro. Sono gli sfrattati di Via Pisa che poi si sono recati in corteo in municipio dove il sindaco Mario Conte li ha ricevuti. Stiamo parlando di 50 nuclei familiari e più di 300 persone, compresi tanti minori, che oggi si trovano a dover subire una situazione paradossale dove un fondo immobiliare ha subentrato dandogli il ben servito e mettendoli potenzialmente tutti in strada. Di questi più di qualcuno ha già consegnato le chiavi, ma la maggioranza ha deciso di resistere allo sfratto che si prospetta senza giusta causa. Una situazione che dovrà essere spiegata dall'attuale proprietà al sindaco, pur essendo di fatto una contrapposizione tra privati. Abbiamo già provveduto a contattare i rappresentanti di questo fondo e a convocarli qui in municipio nei prossimi giorni per capire quali sono i programmi e come pensano di agire nei confronti di queste persone. Un caso che intanto è arrivato in Parlamento con un'interrogazione ai ministeri delle infrastrutture e dell'interno da parte della deputata PD Rachele Scarpa, mentre il consigliere comunale Marco Zabai ha sottolineato come tutto questo mette in luce la cronica emergenza abitativa popolare di Treviso. Un caso che verrà costantemente seguito dagli attivisti del centro sociale Django. Noi ci auguriamo che queste non siano parole al vento, ma che ci sia una vera intenzione da parte di tutte le istituzioni della città di risolvere la problematica. Noi ci fermiamo adesso per un rapido break, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo adesso a Montebelluna perché in centro scattano i controlli anti-rissa. I giovani che esagerano saranno schedati, così incontrerò i genitori, dice il sindaco. Si parte sabato con un presidio fisso, in arrivo 3 nuovi agenti di polizia locale. Noi ci attiviamo con un potenziamento dei controlli soprattutto il sabato. Ho chiesto alla polizia locale che venga schedato chiunque possa creare scompiglio perché avrei piacere di interloquire poi con i genitori. L'educazione non è di mera competenza delle istituzioni, l'educazione parte dai genitori i quali devono insegnare l'educazione ai propri figli. Il messaggio è chiaro, così come la risposta che arriva anche a seguito delle risse registrate nel weekend. Protagonisti giovanissimi. Prima mossa, un presidio serale, schierata la polizia locale che presto potrà contare su 3 nuovi agenti. In pratica già da questo sabato andremo a potenziare quelli che sono i servizi di vigilanza e di prevenzione nel centro cittadino e con un prolungamento del servizio della pattuglia pomeridiana fino alle 20:30/21 e garantendo un presidio fisso di almeno una pattuglia. Abbiamo ovviamente anche il sostegno dei carabinieri con cui ci siamo incontrati anche, non ultimo, ieri mattina. Poi possiamo aprire anche una parentesi per quanto riguarda le punizioni che secondo me certe volte dovrebbero essere più severe proprio per essere, diciamo così, più educative, però questo non compete ai sindaci e ai comuni.
L'altro fronte è quello delle politiche giovanili, 615.000 gli euro investiti in progetti specifici tra il 2022 e il 2025, anche a livello sovracomunale, iniziative per l'orientamento al lavoro e contro l'isolamento sociale, ma anche qui sono le famiglie a fare la differenza. Chiedo ai genitori, tema importante, un po' meno amico, un po' più genitore. Ecco, questo è il mio auspicio, che poi le famiglie riescono a fare. Non è facile perché non c'è nessun libro, non c'è nessun testo che insegna come essere genitori. Restiamo a Montebelluna con una notizia di tutt'altro genere, la vincita da 500.000 euro in un bar, ancora nessuno si è fatto avanti, la felicità dei titolari, se si presenta facciamo una festa, ci hanno detto. Un nostro cliente aveva visto in un sito che in questa settimana del 6 c'erano state delle vincite e fra cui c'era anche il nostro nome, però sono quelle cose che magari non sei sicuro al 100%. E invece nome e indirizzi erano giusti. Il biglietto vincente da ben €500.000 è stato staccato proprio al Coffee Bar Edicola Tabacchi di piazza Giuseppe Verdi a Montebelluna. Increduli e felici i titolari. Abbiamo avuto vincite da migliaia di 1.000 euro, 10.000 euro, ma 500.000 euro sono veramente tanti. Noi siamo cascati come dei perri, come si dice, vista la busta, abbiamo aperto la busta e abbiamo visto, ma altre cose. Lei si è fatto un'idea, c'è un identikit? Mi auguro e penso sia uno locale qua del quartiere, perché noi siamo bene o male un negozio di quartiere, però può essere stato anche uno di passaggio. Gli auguro tanta fortuna. Identità del fortunato o della fortunata ancora avvolta nel mistero, nessuno si è ancora presentato. Chi vince vi lascia qualcosa, una piccola mancia, un piccolo riconoscimento? Anche questo a seconda del giocatore, cioè ci sono giocatori che lasciano e giocatori che non lasciano, insomma. Diciamo, voi siete sempre pronti ad accogliere questa eventuale vincita? Guarda, se arriva qualcosa facciamo una bella festa, garantito. La politica adesso, terzo mandato, Ilda Re che non ti aspetti a Ring, no alla ricandidatura di Luca Zaia alla guida della regione. Ma nei comuni sopra i 15.000, perché il sindaco fa 2 mandati? Perché in regione ne hai fatti 3 e ne vuoi fare un altro? È giusto cambiare, magari con Mario Conte, con altri assessori. Queste sono le cose che si devono discutere a Roma. Altro che concedere al presidente del Veneto Luca Zaia la possibilità di ricandidarsi. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, l'ex europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che si professa leghista pur essendo stato espulso dal partito, dice stop al tanto discusso terzo mandato che torna periodicamente d'attualità e lo fa senza mezzi termini. Dopo 15 anni di gestione della regione è giusto cambiare, magari con Mario Conte, ma l'epoca di Zaia è finita. Deve finire la stessa cosa per gli assessori, se no lo facciamo illimitato e uno ci va come Tutankhamon e sta là finché decede. Non è che noi siamo attaccati alla sedia per forza, siamo con le unghie che dobbiamo rimanere qui a vita. Io sono d'accordo che ci vuole un ricambio, però d'accordo che questo ricambio sia fatto dal popolo, cioè da dare la possibilità a tutti, al di là degli assessori, dei consiglieri, ma a tutti quanti, cioè se dobbiamo andare a casa, se qualcuno deve essere mandato come i sindaci, deve essere mandato a casa dal popolo. Terzo mandato, battaglia trasversale dei governatori che vanno verso la scadenza del loro incarico. Per Pietrangelo Pettenò di Sinistra Veneta anche in Lega c'è chi non vorrebbe che Zaia si ripresentasse. Ha un problema in casa, cioè credo che sia Salvini il suo vero problema, non tanto la Meloni o Fratelli d'Italia, perché credo che Salvini non abbia nessuna voglia e piacere di far continuare Zaia in Veneto e lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia. Io penso che il terzo mandato non arriverà e penso che probabilmente l'opzione che io leggo in modo diverso di potrebbe candidarsi a sindaco su Venezia è una cosa alla quale secondo me Zaia ci può pensare. E dunque se per la regione si pensa al dopo Zaia, a Treviso si inizia a ragionare sul dopo Conte. Incontro con i cittadini a San Leonardo tra il Partito Democratico e Azione. Il
tema ambientale, il tema del rilancio di Treviso, un rilancio che non sia solo turistico ma che sia anche di offrire nuove opportunità a tanti nuovi cittadini. Creare nuove opportunità per i giovani, attrarre nuovi residenti con politiche per la casa che diventino competitive, ma anche supermercati e piste ciclabili, un piano ambientale per contrastare l'inquinamento e poi il nodo della sicurezza. Sono stati i temi centrali del dibattito aperto ai cittadini a San Leonardo, che ha visto coinvolti il Partito Democratico e Azione per pensare ad un dopo Conte. In città c'è voglia di discutere di un progetto nuovo amministrativo, i cittadini su questo ci stanno incalzando e noi siamo qui anche per declinare queste proposte. Non è passata inosservata la presenza di Nicolò Rocco, Azione, partito centrista che con la partecipazione al dibattito pare sancire una nuova possibile alleanza con il PD in vista delle prossime amministrative, nonostante alcune divergenze sugli sviluppi infrastrutturali della città. Azione è un partito che, rispetto anche all'idea di fare nuovi parcheggi, rispetto all'idea anche di completare il quarto lotto della tangenziale e il terraglio est, invece chiede al sindaco di accelerare, anzi incalza il sindaco sul fatto che per queste opere strategiche forse sarebbe bene arrivare con qualcosa di concreto entro la fine del mandato. Dall'incontro però sono emersi più punti di contatto che di distanza tra i due partiti. Partire dagli errori che abbiamo fatto in passato come amministrazione, che il centro-sinistra ha fatto, sicuramente mette secondo me il Partito Democratico nelle condizioni di poter essere più interessante in un'ottica futura di alleanze. Voglio ragionare sul dopo Conte perché mi auguro che possa essere lui il candidato del centrodestra alle regionali, però è giusto ragionare anche sulla città del futuro. Anche chi ha un lavoro fa fatica a sopravvivere, secondo il rapporto di ieri di Caritas, e spesso ricorre al sostegno di banchi solidali come quello nella sede della provincia a Sant'Artemio. Soprattutto serve latte, passata di pomodoro, non chiedono grandi cose. A loro la pasta, il riso, mangiano queste cose qua, pane. È quello che chiedono le tante famiglie che ogni mercoledì arrivano al Banco Solidale da anni nell'ex teatro del Sant'Artemio. Un'umanità in difficoltà ma con tanta dignità nel chiedere aiuto a questa struttura che non lesina, soprattutto sulle richieste alimentari. L'appello che lancio: donate qualcosa tutti perché ne abbiamo veramente bisogno. Arriva sempre meno roba dai banchi nazionali, pochissimo, e noi invece abbiamo bisogno di dare delle borse dignitose, perciò basta poco, però fate quel gesto perché ne abbiamo veramente bisogno tutti. E il gesto è di pensare anche agli altri quando ci si trova davanti agli scaffali di un supermercato o tra i banchi del mercato. Magari ogni martedì, quando si va a fare la spesa, che noi abbiamo anche il mercato qui, invece di fare una sola borsa, chi può naturalmente, chi ha la possibilità di fare 2 borse e una portarla all'Emporio Solidale perché ne abbiamo veramente bisogno. Una spesa che sarà ricevuta con gioia dai volontari del Banco Solidale. Chiunque può venire in via Caldibreda 116, sede della provincia di Treviso, dove troverà i nostri volontari del Banco Solidale con apertura dalle 9 alle 16:30 continuato. Il martedì, tutti i martedì raccogliamo per poi distribuire il mercoledì. Abbiamo bisogno di generi alimentari, prodotti per la casa, igiene personale, tutte cose che costano purtroppo, però noi abbiamo bisogno. Perciò chi ha piacere di aiutare e di capire che veramente è un momento dove tutti dobbiamo stringerci per aiutare la comunità fragile, con questo gesto si può aiutare. E ora passiamo alle notizie dal Bellunese. Finti carabinieri che chiamano da numeri clonati di caserme dell'Arma, finti avvocati, professionisti, tutto finto, vittime che però per fortuna ricordano i consigli sentiti durante le conferenze informative dei carabinieri e chiamano il 112, qualche truffa nonostante il pronto intervento dell'Arma dopo aver ricevuto ma troppo tardi la denuncia del fatto, purtroppo è andata a segno, ma tantissimi cittadini sono riusciti a sventare il tentativo di reato. Molte persone hanno contattato il numero di emergenza 112 segnalando tentativi di truffa perpetrati da parte di sedicenti avvocati, medici, appartenenti alle forze dell'ordine, tecnici di società per la fornitura di acqua, gas e luce. Le segnalazioni da parte dei cittadini, questi numeri hanno consentito di sventare oltre 40 tentativi di truffa e identificare negli ultimi mesi nel territorio 5 soggetti dediti a questi reati.
Donne in difficoltà, un fenomeno che spesso è difficile far emergere per le paure che si sviluppano attorno a una condizione di vita naturalmente subalterna rispetto all'uomo che le domina, tanto che in un solo anno a Belluno sono state sentite 160 donne. Carabinieri e Soroptimist, una collaborazione che prosegue con la speranza non solo di combattere ma anche di prevenire la violenza di genere. Dopo la creazione a Belluno e Feltre di 2 apposite stanze per l'accoglienza, oggi al Comando Provinciale dell'Arma sono state consegnate 2 valigette dotate di kit informativo audio-video portatile utile per la verbalizzazione delle denunce, al fine di poter raggiungere nel modo più immediato le vittime che hanno subito violenza. Prevenire è il primo punto, dobbiamo lavorare prima che questo accada, quindi lavorare nelle scuole, lavorare con i giovani, lavorare sulla sensibilità diffusa, lavorare sulle coscienze, per evitare che in queste stanze arrivino ovviamente storie che devono arrivare, devono emergere, ma dobbiamo intercettarle prima come cittadini, dobbiamo essere tutti da questo punto di vista delle sentinelle, aiutare le donne che da sole non ce la fanno a trovare la via per uscirne. Siamo grati al club Soroptimist, grati alla Presidente Nazionale che ha voluto essere presente qui a Belluno per farci questo dono. Saranno un'estensione di fatto della stanza tutta per sé, cioè quel luogo fisico che oggi è collocato all'interno delle nostre caserme di Belluno e di Feltre e ci consentirà in caso di necessità di raggiungere la vittima in un altro luogo diverso dalla caserma dove poter trovare un punto confortevole dove iniziare a dialogare con noi. Ora è però stato sottolineato come sia necessario sviluppare quelle 3 C che sono cultura, consapevolezza e coscienza, affinché le donne sappiano accorgersi per tempo di quando una relazione rischia di essere o diventare tossica ed allontanarsene immediatamente. E saranno oltre 500 i bambini che il 28 di novembre festeggeranno assieme al Soccorso Alpino di Feltre il compleanno del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. All'origine dell'evento, realizzato col patrocinio del CAI di Feltre, del Comune e dell'Ulsuno Dolomiti, la sentita partecipazione al concorso creativo per le scuole lanciato dalla stazione sul tema Mi preparo e parto. Partner del progetto l'associazione TILT, tutti insieme lavoriamo per il territorio, da tempo impegnata a promuovere e sostenere forme di collaborazione, progetti condivisi, azioni partecipate relativamente a temi di interesse sociale, ambientale, culturale, artistico, sanitario o che comunque riguardino il benessere della comunità. E a proposito di benessere parliamo di vista, bene importante, ma ci sono molte persone che non se ne possono prendere cura, spesso per ragioni economiche. Allora sentiamo qual è l'iniziativa messa in campo. Torna in Veneto per il 3° anno consecutivo il progetto Giornate della Vista della Fondazione One Sight Essilor Luxottica Italia, che si pone l'obiettivo di offrire accesso sostenibile alle visite oculistiche alle persone svantaggiate. Ad ospitare le 10 giornate nel corso delle quali verrà visitato 1 migliaio di persone è stato ancora una volta Palazzo Bembo. Anche qui ragazzi che non riescono ad avere una visita dopo i 18 anni perché prima sono stati così un po' in difficoltà familiari, quindi l'aspetto economico è primo, la povertà è il secondo. In Italia ci sono 5.300.000 abitanti che sono sotto la soglia della povertà e quindi dobbiamo ragionare che anche in questa provincia ci sono. La Fondazione si occupa di effettuare visite oculistiche a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne risulta bisognoso, tanto da averne ormai donato nel mondo quasi 100 milioni. Una clinica oculistica è stata allestita grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor, nella quale, con il supporto di importanti associazioni quali Caritas, Insieme si può, San Vincenzo de Paoli, AIDS San Belluno, Società Nuova, sono state visitate persone che diversamente non se lo sarebbero potute permettere. Quindi persone fragili che non accedono in autonomia a visite mediche e visite oculistiche in particolare o avrebbero difficoltà a acquistare un occhiale da vista. Le associazioni sono estremamente brave nel cercare di individuare persone che da diversi anni non hanno mai fatto una visita oculistica o veramente ne hanno un bisogno urgente e quindi per loro creiamo un calendario nel corso di queste giornate nelle quali li assistiamo anche noi. Questo come avviene? Creiamo una vera e propria rete solidale della vista basata sul territorio a favore di queste persone.
Presentata in Camera di Commercio a Padova l'edizione 2024 della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, la cui 64esima edizione si terrà come sempre in Fiera a Longarone dal 23 al 25 novembre. MIG in questa nuova stagione si concentrerà sulla promozione e sulla tutela del gelato artigianale prodotto con l'utilizzo di prodotti che mettono in evidenza tanto la tradizione come la professionalità del gelatiere. L'obiettivo della manifestazione è anche raccontare il gelato come prodotto di alta cucina, tanto che nel corso dei 3 giorni di Expo saranno organizzate diverse masterclass di alta gelateria con chef stellati internazionali. In chiusura vi ricordo che ricorrono i 5 anni dell'Acqua Granda a Venezia. Per non dimenticare, questa sera dalle 21 su Antenna 3 vi riproporremo l'Apocalisse a Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni, e dunque dalle 21 su Antenna 3. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco il meteo, vi auguro una buona serata, arrivederci.